Saluti a tutti, io sono Michelino Carta, docente del corso di armonica bocca. È uno strumento che, diciamo, è entrato nella tradizione popolare della Sardegna e che io intendo portare avanti, far conoscere a chi vuol conoscere l'armonica. E detto questo, vi dico che cosa intendo fare in questo corso. Intendo insegnare le musiche tradizionali anche del mio paese, su Passo Torrau, su Ballo Torrau di Fonni, su Ballo Sarti di Fonni, su Ballo Etresse, su Ballo Duos. Poi diciamo vorrei anche insegnare a suonare Sos Muttos, che è il pezzo più facile forse, Sos Muttos, su Tralalleru e via dicendo. Prima vorrei spiegare l'armonica. Abbiamo due tipi di armoniche. Intanto l'armonica è uno strumento che è nato nel 1821, l'ideatore è un certo, è difficile da pronunciare il nome, è tedesco, si chiama Christian Friedrich Buchmann, non so se ho pronunciato bene. L'armonica è stata ideata nel 1821 da questo tedesco, appena 21 anni. Poi dico altre notizie sugli ideatori dell'armonica. Poi nel 1829 si inizia a produrre le armoniche su larga scala a Vienna. Nel 1800, le date le devo, non voglio sbagliare, nel 1857 un certo, prendo l'armonica, Honner, in tutte le armoniche c'è scritto Honner, se avete notato, questa è l'armonica era l'armonica più diffusa in Sardegna, c'è scritto Honner. Chi è Honner? Era un ragazzo di 21 anni, o 20, non so, mi pare 21 anni, che di Trossingen, una cittadina vicino a Stoccarda, 100 km da Stoccarda in Germania. Trossingen è una cittadina dove c'è la fabbrica dell'armonica. Tutte queste armoniche, quasi tutte, sono state fabbricate a Trossingen in Germania. Dunque, ci sono due tipi di armonica, stavo dicendo. L'armonica cromatica è questa qua. Si riconosce perché ha un tasto. Si muovono spingo il tasto, si muovono le levette e si ottengono dei semitoni. Esempio. Naturalmente io non sono esperto di armoniche cromatiche. Questa è l'armonica cromatica, anche questa è cromatica, diciamo che questa armonica cromatica apparteneva a un museo, me l'hanno regalata. Io vi spiego l'armonica diatonica. L'armonica diatonica è adatta per la musica popolare. Ci sono due tipi di armoniche diatoniche. L'armonica diatonica tremolo e poi l'armonica tipo blues, adatta per il blues, per il country e anche per il folk, ed è questa. Vedete? Due tipi di armoniche. Entrambe sono diatoniche. Ripeto, l'armonica a tremolo e l'armonica a, come la chiamiamo questa? Blues, country, rock, folk, eccetera. Allora, faccio notare una cosa. Ci sono varie tonalità. Spiego le tonalità come sono. Notate bene la tonalità dell'una e dell'altra.
sono diverse tonalità. Io consiglio ai miei allievi di usare quell'armonica in tonalità C, si dice in Do. La C è riconoscibile dalla scritta C nell'astuccio dell'armonica, anche nell'armonica c'è la scritta C, è quella qua, C. Quando voi comprate oppure procurate un'armonica, vi consiglio di usare l'armonica C, così possiamo andare d'accordo e potete anche imitarmi.